Cari telespettatori, ben ritornati con noi insieme. Incominciamo la settimana con il nostro ospite, ben ritornato con noi, il direttore di Veneto Lavoro, Sergio Rosato, grazie di essere qui con noi, Grazie che ci dell'invito. accompagnerà in questo percorso che facciamo per conoscere veramente da coloro che lo studiano quotidianamente, quindi con dati scientifici e molto attendibili effettivamente, il mercato del lavoro. In modo particolare volgiamo uno sguardo verso il mondo giovanile, anche perché se ne continua a parlare, è un problema effettivamente, anche perché poi quando abbiamo parlato di coesione sociale in questi giorni, avete visto anche gli articoli sui giornali, la stampa, i media hanno puntato l'attenzione su questo, le famiglie diventano sempre più allargate perché i figli gioco forza non si riescono a staccare fino a età abbastanza, tra virgolette, venerande di 35 passanni, si arriva però comunque ai 40. La ragione è che non si riesce a trovare, non riescono a trovare un lavoro in generale, dopo alcuni dicono un lavoro soddisfacente, insomma un'occupazione dignitosa, che qualunque possa essere, e la via che resta aperta è quella di fuga verso l'estero. È vero questo oppure no? Vediamo nella Regione Veneto che cosa succede, quali sono le manifestazioni. Poi vedremo anche in generale il mercato del lavoro, quindi parleremo anche di quelli che hanno qualche anno in più. Sappiamo che siete molti di voi che ci ascoltate preoccupati in questo senso, tanti che hanno perso il lavoro, tanti che sono in cassa integrazione, quindi c'è una situazione dinamica abbastanza variopinta nel territorio. E allora, voi che avete in mano le varie situazioni, che cosa si configura? Beh, lei ha colto, diciamo, i due aspetti salienti di questa, io la chiamo purtroppo la brutta eredità che questa gravissima crisi ci lascia. Nella speranza appunto che siamo alla fase terminale. Esatto, che ci lasci e che non ci tenga bloccati. Ma diciamo che i segnali economici sono che siamo arrivati al punto più basso, la recessione del 2012-2013 è stata molto grave sotto l'aspetto economico, però adesso già si avvertono timidi segnali di ripresa. E però se vogliamo fare un bilancio in maniera proprio, come dire, molto sintetico di quello che ci troviamo addosso da questa grave crisi, i fenomeni più preoccupanti sono appunto due. Si è creato un serbatoio molto, diciamo, numeroso di persone in età adulta, a bassa scolarità, con una professionalità medio-bassa, che hanno perso il lavoro per la crisi industriale, per la crisi del manifatturiero che c'è stata, che è difficile reinserire nel mercato del lavoro. Queste persone finora le abbiamo protette quasi esclusivamente con gli ammortizzatori sociali, quindi con le casse integrazioni, la mobilità, le indennità di disoccupazione. E dall'altro lato una situazione di mercato del lavoro giovanile che è sempre stata difficile, complicata, e l'hanno vissuta anche le generazioni precedenti, adesso si è oggettivamente aggravata, sta diventando sempre più problematica. Ecco, se vogliamo fare purtroppo una sintesi degli aspetti più difficili che tutta l'economia veneta, le istituzioni, il mondo del lavoro, l'impresa dovranno affrontare, io direi che questi sono i due aspetti più rilevanti. Poi ovviamente nel corso della nostra chiacchierata possiamo anche dimensionarli un pochino di più, però ecco, diciamo che i fatti salienti sono questi. Ecco, lei ha detto timidissimi segnali di ripresa, poi invece leggiamo, anzi le chiedo appunto spiegazione di questo, perché sentiamo Confindustria che non parla di ripresa, Letta che dice sì c'è qualche cosa, poi i dati che escono quest'oggi sul giornale parlano di una debacle che c'è stata per quel che riguarda la produzione industriale. Alla fine le persone non riescono più a raccapacitarsi, e poi si può parlare di ripresa quando si tratta di una ripresa per quelle aziende che sono volte all'export, punto di domanda, perché ripresa vuol dire che il mercato interno ha ripreso a macinare, a muoversi, no? Allora, quindi diciamo una cosa su cui c'è una, come dire, condivisione di giudizio è il fatto che mentre altre economie, allora è successo questo, che le economie emergenti che andavano fortissimo, velocissime,
hanno rallentato i ritmi di crescita inevitabilmente. Nel frattempo sono ripartite delle economie invece più solide, più antiche, più tradizionali. Alcune sono ripartite, gli Stati Uniti, la Germania, stanno ripartendo con tassi. Cioè, diciamo che complessivamente l'Europa cresce poco e all'interno dell'Europa alcuni paesi mediterranei, quelli diciamo che hanno dovuto affrontare il grosso problema del debito, il grosso problema della crisi del proprio debito, questi paesi crescono quasi niente. Allora gli industriali giustamente hanno sollevato, e anche il sindacato dei lavoratori, in questi giorni hanno sollevato, non possiamo sperare solo nella crescita economica, nella capacità nostra di agganciare la crescita mondiale, se non c'è anche uno stimolo. È lì che c'è la differenza di vedute. Senza uno stimolo alla crescita e anche senza affrontare alcuni nodi strutturali che noi abbiamo della nostra economia, noi non riusciremo ad agganciare questo processo di crescita e quindi non riusciremo a ricreare occupazione. Siamo stati per 5 anni, abbiamo dovuto subire una riduzione dell'occupazione. Una crescita senza occupazione non può essere retta dal corpo sociale, ecco. E quindi il grosso dibattito di questi giorni, anche un po' lo scontro che c'è tra la parte economica del paese e la parte diciamo politica, sta su questo punto. La cosa interessante secondo me che bisogna vedere è quali sono le richieste che fanno industriali e sindacati, che si trovano d'accordo. E che è impossibile pensare alla crescita se ci si basa, come ha detto lei, se si spera solo sull'export. Perché noi abbiamo una grande, probabilmente poi l'economia, l'industria veneta ha sempre avuto delle ottime performance rispetto all'export. Però l'export da solo non basta. Bisogna rilanciare anche la domanda interna, e la domanda interna si può fare solo abbassando la tassazione, abbassando le imposte sui redditi e a mano diventa anche un moltiplicatore, perché se io consumo di più le imprese ricominciano a produrre, si ricrea occupazione, aumenta. Ecco, e un po' io credo che in questi giorni si discuterà prevalentemente di questo. Ma secondo lei c'è la possibilità nel nostro Paese di attuare questo? Perché abbiamo parlato di debito, il debito è mostruoso e anzi aumenta, questo è il fatto. Si può parlare di abbassamento di tassazione, quando poi avevano detto che il cuneo fiscale andava rivisto, non è stato rivisto, la tassazione sugli immobili che dir si voglia è aumentata perché poi fai la somma e ti trovi, le accise sulla benzina. Diciamo io adesso faccio un po' da notaio, no? Sì, no, ma infatti noi vogliamo proprio allora, il governo dice figura. Qualcosa si può fare ma si può fare poco. Gli industriali dicono ci vuole coraggio, si dovrebbe fare molto di più. Tutti dicono bisognerebbe andare in Europa e rinegoziare il patto di stabilità, tirando via dal patto di stabilità tutte le spese per investimenti, specialmente quelli infrastrutturali, e avendo un po' di coraggio, quindi fare una migliore lotta all'evasione fiscale, ridurre la spesa pubblica e a mano che si recuperano risorse metterle tutte sul cuneo fiscale. Questa è un po', se vogliamo essere sintetici, la ricetta. Però questa ricetta è fatta di tante medicine, di tanti ingredienti, bisogna fare la dieta, camminare molto, vivere sani e robusti, darsi da fare, lavorare di più, ridurre il costo, cioè, che è complicata, è molto complicata, poi tradurla, è una ricetta da tradurre in politica. Quale potrebbe essere, secondo lei, una piccola cosa che potrebbe essere fatta? Beh, io credo che ci sia sicuramente la possibilità di rivedere il patto di stabilità. Quello può essere... Sì, cioè fare un patto di stabilità basato non sulla spesa storica ma sui saldi. Che vuol dire sui saldi? Io l'ho vissuto anche come Veneto Lavoro, cioè noi abbiamo sempre un bilancio in pareggio, le nostre uscite sono assolutamente, non creano un centesimo né di deficit e quindi non creano un centesimo di debito,
con dei risparmi possiamo anche portare un contributo alla riduzione del debito, però avendoci messo un patto di stabilità che ci congela la spesa al 2009-2008, non mi ricordo bene quando, noi paradossalmente abbiamo le entrate ma non le possiamo spendere. Invece un patto di stabilità concreto, reale, che non crea né deficit né debito, e farlo sui saldi. Tanto mi entra, tanto spendo. Certo. Poi sicuramente ci sono quelle situazioni in cui quello che entra non è sufficiente a quello che serve. E allora lì si possono creare dei meccanismi di compensazione per cui qualcuno risparmia di più, eccetera. L'altra cosa che si può fare subito è quella di riconvertire la spesa pubblica improduttiva in spesa pubblica produttiva che crei valore. Ci sono tante mano morte che si possono eliminare. Sicuramente non si possono eliminare dall'oggi al domani. Cioè, qualcuno porta la ricetta semplice, no? Bisogna chiudere là. Però se io mi limito soltanto a dire oggi chiudo, magari faccio 100 disoccupati in più. Certo. Chiudo le province, faccio i dipendenti provinciali, dove li mando? Cioè, allora è sbagliato dire chiudo le province e ho risparmiato. Razionalizzo tutto quello che sono le funzioni dello Stato, delle regioni sul territorio e dei comuni sul territorio, ottengo dei risparmi piccoli adesso, però in prospettiva avrò dei grossi risparmi. Infatti, sono azioni, secondo me... Sono come tutte le ristrutturazioni industriali, anche la pubblica amministrazione, invece di parlare di tagli, bisognerebbe parlare di ristrutturazione. Cioè bisognerebbe fare dei piani industriali della pubblica amministrazione. Io le posso portare l'esempio dei servizi per l'impiego, no? Sì, noi esatto, stiamo lavorando, un esempio eclatante. Stiamo lavorando sui servizi per l'impiego, tutti dicono che questi servizi servono a poco, eccetera, eccetera. In realtà tutti gli altri paesi europei investono moltissimo nei servizi per l'impiego, perché con tanta disoccupazione il loro ruolo è fondamentale. Sì, qual è il problema? Il problema è che noi spendiamo poco e male, per cui abbiamo che quel poco che spendiamo è quasi all'80% inutile. Assolutamente. E spendendo male non risolviamo nessun problema. Non risolviamo il problema della persona che ha perso il lavoro e che vorrebbe una consulenza qualificata, essere aiutata veramente a riqualificarsi, a riposizionarsi. Questi sono un po' gli esempi anche banali che si possono fare. Un attimo solo, interrompo solo un secondo, abbiamo una telefonata. Pronto? Certo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio del Pordenone, solito. Vorrei dare io una risposta a quel signore là che parla di ristrutturare l'Italia. Non si può più. L'Italia ormai è fallita, perché quando si ha 180-100 miliardi di spese nella politica, cari signori, non si va lontano, perché 10 milioni che lavora, se ne sono 100 che mangiano, non va mai a posto. Si ricordi bene questo, perché i conti sono facili da fare. Se un politico tedesco prende 7.000 euro, no? Un politico italiano prende 22, 23, 25, 30 e rubano anche. Questa è la realtà. Caro signore, l'Italia è nata male, è nata l'abruzzismo, bisogna dividersi dall'Italia. Se il nord Italia si divide dall'Italia, entro 10 anni il nord Italia diventa l'America del mondo. Si ricordi bene, perché il nord Italia diventerebbe l'America del mondo. Perché tutti i soldi, tutti i miliardi che hanno portato via dal nord Italia, vero? L'Italia sarebbe superiore a tutto il mondo. Grazie, sentiamo grazie del suo intervento, signor Giorgio, grazie. Questa poi è un'idea che è ricorrentissima nel nostro nord-est. Sì. Dati alla mano, che cosa ne No, dici? ma il discorso è proprio, come dire, banalmente economico, no? Si può essere d'accordo che il problema che i costi della politica debbano essere affrontati è sicuramente un aspetto accettabile, però a mio avviso è più accettabile sul piano etico, sul piano dei comportamenti virtuosi. Un paese che ha avuto, come del resto stanno dimostrando moltissime persone che sono impegnate in politica, che sono consapevoli di questo. Cioè non si può dare un'immagine al paese che mentre il paese deve sopportare sacrifici, abbiamo fatto una riforma delle pensioni
Certo, terribile sul piano dei sacrifici chiesti, stiamo facendo politiche salariali di contenimento, stiamo avendo un grande impatto sulla perdita di posti di lavoro, non siamo in grado di migliorare i nostri ammortizzatori sociali e nella politica c'è, come si vede dalla cronaca, spreco, eccetera, eccetera. Però questo non ha niente a che vedere con l'economia, cioè ha a che vedere con quel rapporto di fiducia che si deve stabilire tra classe politica e cittadini. Quello è fondamentale, ma io non lo voglio sottovalutare, è un tema dei temi, però da un punto di vista dell'economia, del mercato del lavoro, eccetera, eccetera, incide pochissimo. Cioè, quello che posso risparmiare tagliando il finanziamento, eccetera, è vero, da un punto di vista esemplare è fondamentale. Sono arrivati dei messaggi, un messaggio diceva che la tassazione in Albania è il 22% e la cotonella ha portato la sede in Albania e con le conseguenze che ne derivano. Un altro messaggio invece parlava del fatto che per agevolare le banche e le finanziarie si cerca di ridurre la situazione allo stremo in modo tale che poi la dipendenza da queste strutture sia vincolata. Che cosa si può dire? Anche qui sono due le tematiche diciamo che i telespettatori mi portano su temi un po' più economici e politici, però io insomma dico la mia opinione un po' da cittadino. Io appunto credo che sicuramente in un sistema globalizzato al quale noi non siamo stati preparati, molto preparati ad affrontare tutti i problemi che ne nascono, almeno l'Unione Europea un minimo di convergenza fiscale dovrebbe farla, perché va bene diciamo la concorrenzialità dei territori, delle varie economie, la libera circolazione, eccetera. Però quando questo diventa concorrenza sleale, dumping, eccetera. Del resto noi però dobbiamo sapere che il nostro futuro non può basarsi sull'inseguire queste situazioni estreme, bassissima tassazione, bassissimi costi del lavoro, eccetera. Perché per quanto inseguiamo non raggiungeremmo mai, è come che il più veloce Achille che non supererà mai la tartaruga, cioè noi non raggiungeremo mai la lepre che scappa molto più avanti di noi. Il problema per noi è ricreare le condizioni che il nostro motore, questo l'hanno capito tutti, tutti i più avveduti, il nostro motore pulsante, che è la nostra manifattura, la nostra grande capacità di diventare una delle più grandi economie del mondo, basandoci sulla nostra capacità di fare prodotti, di venderli dappertutto, di connotarli come prodotti di successo, come prodotti che tutti ci invidiano, eccetera. E il nostro futuro è quello, cioè dobbiamo ricominciare da lì. Naturalmente migliorando anche moltissimo tutta la nostra rete dei servizi, la banda larga, la riforma della pubblica. Per esempio io sono convinto che Veneto Lavoro ne è un esempio, noi abbiamo fatto investimenti modestissimi dal punto di vista delle risorse finanziarie investite, ma eccezionali dal punto di vista della visione per telematizzare tutti i servizi ai cittadini. Da noi le imprese venete la domanda di cassa integrazione la fanno online, un apprendista l'assumono online, un tirocinio lo fanno online, cioè ormai si fa tutto online. Questo qui è il futuro, si possono risparmiare costi, si acquisisce anche trasparenza, si lotta alla corruzione e il futuro, cioè la banda larga, la digitalizzazione della pubblica amministrazione è un altro di quegli obiettivi su cui ci dobbiamo proiettare in maniera decisissima. Un altro messaggio che parlava invece del fatto dell'evasione fiscale, che sotto certi profili potrebbe essere stata la salvezza per molte aziende, cioè il pagare tutte le tasse ti mette in ginocchio e non ti consente di sopravvivere. Diciamo che questo è stato un abbattimento del cuneo fiscale, come si vuol dire, autogestito. Il problema però qual è? Il problema è che tutto questo però che qualcuno fa va a discapito di quelli che non lo fanno.
Cioè lì, ecco, quindi non lo possiamo considerare in sé un fenomeno positivo. Certo. Diciamo che io ricordo, anche questo mi faccia portare un esempio, ho molto collaborato anche con organismi tedeschi simili a Veneto Lavoro, eccetera. Tutte le volte che ci vedevamo così, ai momenti informali, mi dicevano: noi tedeschi vi invidiamo la vostra economia sommersa, perché qui non riusciamo a fare profitti, eccetera, per via e ce la invidiavano, ma me la invidi fin tanto che è un fenomeno, esatto, diciamo, contenuto, che non va a discapito degli altri. Infatti, poi c'è un altro messaggio sulla corruzione, però forse c'è una telefonata prima. Pronto? Sì. Sì, buongiorno, da dove chiama? Pronto? Sì, pronto. Sì. Allora, dalla provincia di Treviso. Dica, dica. Volevo parlare, cioè, rivolgermi al signore lì, che non Sì. so cos'è. Direttore di Veneto Lavoro, direttore di Veneto Cos'è Lavoro. una municipalizzata, una partecipata? No, è un ente regionale, signore, è un ente regionale, un ente della È un regione ente Veneto. regionale, vabbè. Sì. Lei prima parla, io sono un disoccupato. Sì, Sì, dica, dica. Io sono un disoccupato e lei parlava prima dei centri per l'impiego. Sì. Bisogna... Ecco, io sono andato e dico, è una cosa, non dico vergognosa, ma io sono andato a Treviso, centro per l'impiego di Treviso, sì, e dico, là ci sono personaggi che, le dico, mi è venuto a piangere perché sono stato 3 ore per aspettare e sono passati 7-8 volte con la stessa carta, non so che, cioè, cose che PIL possono dare a questi personaggi, cioè, sono personaggi che non fanno niente la mattina alla sera. Poi all'entrata, alla faccia del presidente Mularo, che diceva che è uno dei migliori, c'è l'impiego PT Treviso, è una cosa che... Io poi ho avuto il colloquio, sì. Bene, in pratica è come se la persona con cui colloquia mi dicesse: guardi, si prende le pagine gialle e si cerchi un lavoro, capito? Anche perché sappiamo che solo il 2% delle persone che si rivolgono ai centri per l'impiego trovano un lavoro, quindi bisogna farci un esame perché lì è... Guardi, io la ringrazio di questo che lei dice, perché vediamo di e le voglio rispondere. Allora, guardi. Sì, ci ascolti pure adesso in televisione. Allora, io posso dirle che anche per testimonianza di colleghi che vengono dal resto d'Italia e anche dall'estero, eccetera, il centro per l'impiego di Treviso assolutamente apprezzato, non è una delle situazioni, diciamo, di cui ci dobbiamo vergognare. Mi dispiace che la sua esperienza non sia stata positiva, però deve tener conto di questo. Prima della crisi, nel 2008, in un anno, da questi centri per l'impiego, che sono 40 in tutto il Veneto, passava un flusso di circa 60-70 mila persone in un anno. Ed era prevalentemente gente che si rivolgeva ai centri per l'impiego o per fare la domanda di sussidio, perché bisogna passare da lì per poter poi avere il sussidio INPS, oppure perché era interessata a cambiare lavoro, lavorava e cambiava lavoro. In questi ultimi 5 anni invece le persone che passano per i centri per l'impiego sono diventate circa 360.000, con uno zoccolo, uno stock duro di circa 70-80 mila persone disoccupate di lunga durata. Questo qua che cosa significa? Significa che questi centri per l'impiego ci sono improvvisamente, senza risorse, senza possibilità anche di riqualificare il personale a questo nuovo tipo di istanze, si sono trovati ad affrontare un problema assolutamente sproporzionato per le loro forze, per le loro possibilità. E quindi diciamo che anche qui la situazione è luce e ombre. Ci sono delle situazioni in cui il sistema funziona, c'è il però siccome lei diceva bisogna sì, razionalizzare, siccome abbiamo queste segnalazioni, certo, in realtà noi ne abbiamo avute tantissime sì, di telespettatori che ci hanno scritto, e poi di imprenditori che abbiamo avuto anche in sì, trasmissione, che ci dicono:
non funziona il sistema, ti devi rivolgere per altre vie o per conoscenze, addirittura al privato, oppure le agenzie, no, che ci sono. Vuol dire che il problema ormai è capito, c'è, esiste, anche in centri che potrebbero essere all'avanguardia. Bisogna a questo punto pensare seriamente di risolverlo. Io le dico sinceramente, mi sento molto coinvolto su questo tema, perché noi abbiamo anche, come lei sa, favorito la possibilità che nel territorio si potessero affermare le agenzie private. Certo, sì. Io personalmente ho collaborato col ministro dell'epoca, Maurizio Sacconi, a costruire anche tutta la legislazione che favoriva l'inserimento di nuovi soggetti in grado di migliorare complessivamente i servizi per i lavoratori e per le imprese. Il problema è che anche i soggetti privati hanno le stesse difficoltà. Perché? Perché ci troviamo di fronte a tre elementi negativi. La domanda di lavoro è quella che è. Il numero delle persone in cerca di lavoro è esponenzialmente aumentato, l'offerta è un'offerta difficile, di difficile ricollocazione, e poi, cosa ancora maggiore, tutte le politiche che si fanno per incentivare sono talmente frammentate, cioè non c'è una non c'è la possibilità di concentrare una linea unitaria per concentrare. Una cosa che noi facciamo moltissimo è quella di passare le liste delle persone in cerca di lavoro alle agenzie quando attivano o il collocamento dei lavoratori in mobilità oppure corsi di riqualificazione. Quindi devi agevolare la via. Torniamo su questo tema perché è importante, poi vedremo anche i dati. Pubblicità, tra pochi secondi.